Finalmente, a Safamaron, Kim Min-jae è un nuovo giocatore del Napoli. Ieri le visite mediche e oggi ci dovrebbe essere l'ufficialità. Voi dicete, ma chi minchia è? Andiamolo a scoprire insieme, voglio. Ma ciao a tutti amici, da Napoli dell'87. Prima di iniziare con il video invito come sempre a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per restare aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Ragazzi, finalmente abbiamo il sostituto di Kalidou Koulibaly. Mettiamo in chiaro le cose. Kim non è Koulibaly. Koulibaly ha tanta esperienza alle spalle, Koulibaly è un mostro sacro, è uno dei difensori più forti in Europa, ma forse anche al mondo. Kim, non mettiamogli pressione, è un giovane che può crescere e può diventare un difensore importante. Non voglio dire uno tra i più forti al mondo perché questo è da vedere, ma comunque può diventare un giocatore importante per il Napoli. Ha 26 anni, è classe 96, delle doti importanti, da cui il fisico soprattutto, perché è 1,90 m per 86 kg, praticamente è una roccia, chi sposta chi su qua. E poi il passaggio lungo, cioè il lancio lungo, la velocità, il dribbling, insomma, niente male. È vero che ha militato nel campionato turco e nel campionato italiano è tutta un'altra storia, però comunque le doti il ragazzo ce l'ha per far bene. Hamsik ne ha parlato bene, Hiller ne ha parlato bene, perché comunque anche Hiller lo ha visto giocare, visto che Hiller gioca nella Dana Sport, che oggi dovremmo giocarci contro pure con la Dana in amichevole, dove saranno presentate oltre a Kim le nuove maglie del Napoli. Comunque ne hanno parlato bene sia Hiller che Hamsik. È ovvio che è giovane, è ovvio che sì, le qualità ce l'ha, ma comunque bisogna sempre vederlo. Il primo anno è un po' da rivisitare il giocatore, cioè deve amalgamarsi nella squadra, deve comunque pian piano trovare la condizione, essere quello che abbiamo visto poi chi l'ha seguito nel Fenerbahce. Niente ragazzi, sono contento per questo acquisto perché comunque diciamo fisicamente rispecchia un po' il Koulibaly, no? Però è ovvio che le doti di Koulibaly sono mostruose, certamente ha delle cose da migliorare, certamente non è ancora al top, certamente è giovane, deve crescere. Come ho detto, non ha fatto la Coppa Campioni, non ha fatto cose che magari Koulibaly ha fatto, però comunque prendiamo un pezzo che può migliorarsi e che può con il tempo dare qualcosa al Napoli. Io sono fiducioso su questo giovane, ovviamente non bisogna bruciarlo subito quando sbaglia qualcosa, partita per partita, anzi ora dobbiamo applaudirlo, dobbiamo stargli vicino e pian piano farlo crescere, perché questo può dare veramente il suo contributo al Napoli per il futuro, visto che è giovane, no? Niente, pian piano stiamo costruendo una squadra. Mi dispiace solo che abbiamo mandato via tutti i pilastri fondamentali del Napoli, Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly. Sicuramente uno di questi quattro era fondamentale, almeno uno o due che restavano. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo per Mertens, poi non si sa perché ora ci sono le voci di Tutto Sport, le voci di Calcio Napoli 24, insomma che accostano ancora Mertens al Napoli. Dicano che Mertens potrebbe quantomeno ritornare al Napoli, visto se non ci fossero offerte da qui all'inizio del campionato. C'è ancora una speranza che Mertens possa accettare poi i 2,4 milioni, il quale si dice che ha offerto De Laurentiis. Staremo a vedere, perché poi
Mertens è in silenzio, non ha parlato solo il presidente, ma bisogna sentire le voci sia del presidente ma sia di Mertens. È meglio sempre sentire voci da una parte che dall'altra, perché non puoi solo appoggiarti alle voci del presidente e credere al presidente. Io, a prescindere dalle voci del presidente, io non lo credo più perché ne ha fatte tante. Comunque, ottimo acquisto, siamo contenti, siamo felici. A Safamarone è arrivato Kim e mo stiamola vicino e facciamola crescere piano piano. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate, a carrozza o a giù, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Chi minchia è? Facci vedere a sta gente chi minchia sì, visto che c'ha una faccia tutta grindosa come quelli che sono arrivati, Ostigard, Olivera e chi è quell'altro, Kvara, insomma. Facci vedere, mangiati la morsica, fai la roccia, a spallata tutta alla destra e a sinistra. Magnati il Kim. E con questo è tutto, ragazzi. Buona giornata a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, voglio, forza Napoli!